I due brevi documentari che state per vedere li ho girati negli anni '90. Passeggiando per la città, infatti, mi sono accorto che alcune realtà di lavoro economiche tipiche, che solo a Venezia puoi trovare, stavano per scomparire. Una è l'erberia di Rialto, a cui sono molto legato perché da giovane studente andavo a lavorarci alla mattina presto dalle 6 alle 9 e mezza, 10 come massetta, cioè colui che spostava le casse di frutta per poterle pesare, e in quelle occasioni guadagnavo un po' di soldi per poi potermeli godere durante l'estate. L'altro documentario è I Farinanti, a cui mi sono avvicinato attraverso la conoscenza di un simpatico personaggio che spesso si poteva trovare in campo San Pietro di Castello, che è Alberto Garbisa, uno dei capi dei Farinanti che vedrete nel documentario. Tutti e due i documentari li ho montati poi dopo il 2000, intorno al 2010-2015. Certi posti a Venezia ormai ti puoi girarli solo alla mattina presto, o ti puoi camminare tranquillo, senza foreste, senza banchetti, e ti puoi ascoltare i rumori della città che si sveglia. Perché sta città, alle prime luci, è quasi come incantata. Io ne ho viste degli alberi. Per 45 anni mi sono svegliato alle 4 della mattina per venire a lavorare qua. Forza! Girare! Scattare! Guarda, non è quello che palo, eh? Telegiornale del primo. Eh! Stop! Quindi siamo molti miracoli tutti. Vai, vai, vai.
Righetti! Che confusione che c'era sotto sti portici. Pareva di essere come formiche. Arrivava frutta, verdure, da Sant'Erasmo, dai Vignoi, da Treporti, dalla campagna. Via, prezzi stracciati, dite voi, 1.500. E poi aiuta a canale. Carote, via 1.000 lire, via patate a prezzi stracciati, via. 4, cosa ho dovuto fare a scambio? Via Paolo, devo prendere la compra Leo. Cosa qua? Tutti a parlaristi qua. Dai, prova dai. C'è altra roba, qua di che ho detto, io trovavo via, non ho messo la trio per Sì, ero fuori. Tutti che ha fatto che loro ai finali Un sacchetto di scalogno ai quinti, penso del pesino. E i foghetti che devo questi, ma ti verrà che non gliela vedo. Va bene. una volta su due che ho trovato. Signor Fassetta, e dopo il cavaliere Strozzi la prende, lei che Se lo vedo siamo disponibili, no? Quante barche ho caricato, per gli alberghi, e scuole, gli ospedali, e per tutti i fruttivendoli di Venezia. Quando che il sole si era alzato e scominciava a svegliarsi la città, noi altri seravamo al mercato e andavamo a casa. Ma ti sto Ernesto! Dica solo che rischi tanti qua da Dio!
Il nostro lavoro consta a mattina presto, prima di alba, essere al tronchetto e arriva i camion. Dal camion i sacchi viene messi in banchina, consegna per consegna. Dalla banchina viene messi in barca, stivai, e questo stivamento viene fatto in base anche alle condizioni delle maree, per cui siccome che sappiamo che i rii di Venezia qua secca sono quasi tutti impercorribili, ecco che per cui bisogna appruare la barca in maniera di tenere l'elica più alta possibile, anche se la navigabilità della barca è un po' compromessa. Però qui ne permette ancora di poter ancora andare a scaricare quando che si secca grande. Mentre quando che si i problemi dell'alta marea nei mesi fatidici di novembre e dicembre, ecco che se il problema opposto, bisogna spostare addirittura dopo una volta essa in barca, appruarla, passare qua a prua del ponte e dopo tornare a vantare i sacchi e a popparla per poter passare qua a poppa, quindi immaginate questi sacchi che cominciano a camminare da una parte all'altra della barca. Allora, il nostro mestiere è cominciato dopo la prima guerra mondiale, quando che i facchini di Stasio andai man mano sparendo dai rive, e quindi abbiamo subentrato, oltre che il trasporto, anche lo scarico della farina dalla riva del scarico al fornero. I nostri problemi principali, diciamo, del nostro lavoro è che viene eseguito tutto quanto a mano, come che c'era nel Medioevo. L'unico innovamento che muovo è il carretto, sempre tirato a mano, dove che mettiamo 10 quintali di farina a volta e andiamo fin dal fornello. Noi serviamo tutti i forneri di tutta Venezia e anche l'estuario, e il lavoro si sta molto diminuendo. La prima diminuzione che abbiamo avuto grossa è stata la perdita del lido, per il fatto che ha fatto i forni industriali come che si in terraferma, per cui non opera più i sacchi ma i silos, e la farina arriva sui camion, dei cisterne, che qua pompa che viene pompata dentro dal fornero, e adesso sta il primo 1000 quintali al mese che abbiamo perso di lavoro. Dopo che sta man mano il spopolamento di Venezia, che man mano che la gente va in terraferma, quindi meno residenti, persone anziane, la maggior parte di residenti veneziani sono persone anziane, che quindi quei che ha tolto 2 panini è a posto per tutto il giorno. E diciamo che da 6.000 quintali al mese che facevamo circa 15 anni fa, siamo andati a finire a 5.000 di 10 anni fa, e attualmente siamo intrigati a arrivare non arriviamo a 3.000, arriviamo circa sui 2.600-2.700 quintali al mese, proprio perché si cambia sia il tipo di alimentazione, dove il pan si trascura, e in più appunto della cittadinanza che si diminuiva e che si inveciava. Abbiamo, diciamo, questo appalto che ne viene rinnovato di anno in anno col contratto con i forneri, adesso ne garantisce appena la sopravvivenza. Fin pochi anni fa facevamo parte di una certa elite di trasportatori, adesso siamo diventati forse parenti poveri. Altri problemi sono gli elementi atmosferici, perché a piova per noi altri è una dei peso bestie, peso ancora del caigo e della neve, perché i sacchi attualmente, da 20 anni a sta parte, non è più di juta e non è più da quintale, ma è da 50 kg, e i sacchi di carta, la carta una volta inzuppata è fragilissima, anche perché logicamente i mulini per sparagnare io fa di carta riciclata, che è una carta che basta solo odore di acqua per chi si rompa, mentre una volta i sacchi di juta già erano fortissimi, e anche se il sacco ciappava e piova o addirittura cadeva in acqua, faceva una pesina
di farina in duria all'esterno e dentro la farina rimaneva perfetta, mentre adesso col sarotto ti perdi tutto. Altri problemi ancora legati proprio al nostro lavoro è il fatto che appunto le barche sono cariche e quindi l'immersione è molto più grande di tutti quanti le altre barche addetti ai trasporti di altre merci, che è il problema dei rive di scarico che non si trova mai libere, perché addirittura si occupate da barche che staziona proprio che staziona 24 ore su 24 e noi altri con il nostro dato tipo di lavoro non si può lavorare di fianco all'AI di un'altra barca, ma bisogna assolutamente avere la riva attaccata per poter ciappare il sacco in spalla e andare in terra. Da più di 70 anni che facciamo questo lavoro, dobbiamo cercare anche di poter risolverlo, di modernizzarlo, e invece adoperando i paete, adoperando i muetti, adoperando i gru. Ciò non è possibile perché qualità di farina è talmente tante che quindi nello stivaggio non si può metterlo nei paete, perché deve essere fatto proprio sacco per sacco, consegna per consegna, sia perché come quantitativo di farina non si può dare a metterlo nei paete perché la stabilità della barca, essendo che vengono estive molto alte, sarebbe compromessa, e sia per altri problemi pratici dopo da riva da poterlo mettere, che vuole un carro che non demolisca le strade, perché il muetto, quel rode di ferro, logicamente veniva fatto anche compromessa a sede stradale. I fornelli sono abbastanza contenti perché noi altri, vento, piova, neve, inverno, inverno, se mai esistio che abbiamo saltato, abbiamo sempre consegnato. Ogni giorno che si arriva a farina, ogni giorno sta consegnato. Poi c'è sta piova, abbiamo trovato neve che col carro neanche non camminavamo e poi mettiamo manco un sacco in carro e poi si arriva a fornello stesso. A quei altri, abbiamo sempre consegnato. Io attacchiamo ai 5 della mattina, però in un 7 termini no.